Tornerà in campo solo nel marzo del 2029 il giocatore che ha aggredito l'arbitro durante una partita di calcio giovanile. 4 anni di squalifica, un periodo lunghissimo, a maggior ragione per un ragazzino che ha 17 anni e che di anni ne avrà 21, quando avrà la possibilità di disputare nuovamente una partita. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo per l'episodio avvenuto nel corso del match fra l'Unione Arzergrande Codevigo Vallonga e Usma Padova disputato a Codevigo. Nel finale di una partita molto sentita fra allievi categoria Elite va in scena quel che non si vorrebbe mai vedere. L'arbitro fischia, il giocatore non è d'accordo, gli tira una pallonata addosso. Poi, non contento, gli rifila pure un calcione a una gamba e tenta di colpirlo ancora. Il direttore di gara è andato in pronto soccorso, il resto è mera burocrazia sportiva con la squalifica e tutto quel che ne consegue, compresa una sanzione per la società. Il presidente dell'USMA, Giampaolo Peccolo, ha affidato a Facebook un commento sulla vicenda e per il momento questa è l'unica forma di comunicazione che la società terrà sull'argomento. Il post parla di un raptus scellerato che ha offeso profondamente tutta la grande comunità sportiva e che viene condannato senza appello. Peccolo annuncia quindi che non sarà proposto alcun ricorso per mitigare la pesante squalifica, sperando che serva di monito a tutti. Nel frattempo, il giudice sportivo ha deciso anche di appioppare la sconfitta a tavolino sia al Badia Polesine sia al Merlara per quanto avvenuto nella partita della 25esima giornata del girone D di prima categoria, segnata dall'abbandono del campo dei padovani nel secondo tempo a causa degli insulti razzisti rivolti ai propri giocatori. L'arbitro, non avendo rilevato episodi di discriminazione, non ha preso provvedimenti e non ha riportato nulla nel referto, quindi l'interruzione del match per la giustizia sportiva non ha giustificazioni e scatta la sconfitta a tavolino per tutte e due le squadre. E il sindaco di Merlara, Daniele Boron, dice sui social: ci tolgano pure i 3 punti per l'abbandono del campo, ma ne abbiamo vinti 100 in solidarietà e spirito di squadra.